Daydream, anticipazione episodio 111. Jeanne e Sanem simulano il loro matrimonio. Leila e Mirreh avvertono la sorella e fratello che stanno per sposarsi. Giunti alla sala dei matrimoni, Jeanne dice al fratello che lo ammira e lo prenderà come esempio. E Mirreh gli fa presente che i genitori non avrebbero certamente accolto la sua relazione con Leila, dal momento che non accettano neppure quella tra lui e Sanem. Le mamme intanto corrono lì, accompagnate da Mithat, e arrivano nel momento in cui Jeanne e Sanem si stanno per baciare davanti al celebrante, mentre simulano il loro matrimonio e lì interrompono. Però le due donne scoprono che sono state Mirreh e Leila a sposarsi, giacché trovano lì il loro certificato di matrimonio. E Mirreh e Leila intanto sono felicissimi, anche se ancora increduli. Mentre si stanno avviando all'uscita, però sentono le voci delle loro mamme e decidono di tornare indietro, confermando così alle stesse che si sono sposati. Yuma e Mekhibe svengono. Le due donne vengono ricoverate in ospedale. Mekhibe, ripresasi, racconta alle figlie di aver avuto un incubo nel quale Leila si era sposata con Mirreh, ma la ragazza le conferma che in realtà la stessa Yuma, dopo aver tirato la tendina che separa il suo lato da quello della consuocera, conferma la stessa cosa. Inoltre accusa Leila di averle rubato il suo bambino quando ancora piangeva nella culla. Jeanne si introduce nella conversazione dicendo che Mirreh e Leila sono adulti e sanno ciò che fanno. In attesa, in ospedale, Mirreh e Leila parlano insieme. La ragazza è molto dispiaciuta e preoccupata perché non ha detto nulla al padre del loro matrimonio. Quando Yuma viene dimessa, li raggiunge e chiede al figlio di lasciarla a casa. Leila invece chiamerà la sorella. A casa Mirreh invita la madre a calmarsi, ma lei non è intenzionata a farlo. Jeanne la esorta a non esagerare e che il fratello è un adulto innamorato ed è libero di sposarsi. La madre poi comunica che se ne andrà e Mirreh le ricorda che sono una famiglia, ma Yuma ribadisce che preparerà tutte le sue cose. A casa di Din invece Mekhibe non sa come comunicare il tutto a Nihat e lancia l'idea di cancellare il matrimonio. Arriva Nihat visibilmente irritato e palesemente già corrente dell'accaduto. È molto deluso perché Leila ha tenuto lontano i suoi genitori dal suo matrimonio. Lei si giustifica dicendo che si è innamorata. Lui le chiede se sia mai stato un cattivo padre per lei. Intanto Yuma va via di casa di Ivit e Mirreh è dispiaciuto, ma Jeanne è convinto che sia una tattica e che tornerà. La donna finge malore, dice che la sua pressione è scesa, ma Jeanne non riesce più a tollerare i suoi ricatti psicologici. JJ rivela a Diana del matrimonio di Leila e la ragazza rimane esterrefatta, visto che fino a 2 giorni prima era fidanzata con suo fratello Osman. Intanto nel quartiere si comincia a spettacolare su Leila, mentre alla casa editrice Sanem racconta a Ijit dell'accaduto. Jeanne e Mirreh si recano in negozio da Nihat e Mirreh vuole scusarsi con lui e rassicurarlo riguardo il suo amore per Leila. Nihat è piuttosto dispiaciuto perché il Divit non è andato prima a parlare con lui. Jeanne difende il fratello facendo presente che Mirreh aveva paura di farlo, visto quando stava accadendo tra Mekhibe e Yuma il rapporto a lui e Sanem. E Mirreh chiede a Nihat di perdonare lui e Leila e afferma che si amano molto. Gli chiede poi di baciargli le mani e promette di fare tutto per rendere felice sua figlia. Nihat glielo consente. Intanto Yuma si incontra con Ijit e bevono un tè assieme. Ijit le racconta di aver saputo del matrimonio, poi aggiunge che forse Sanem non potrà sposarsi a causa del contratto che ha firmato. La donna ne è ovviamente felice e afferma che farà in modo che il matrimonio non diventi reale. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!